Camilla alla base, insomma, innanzitutto bentornato, non ci siamo visti dopo l'infortunio. Bentornato, ti sei presentata anche con dei gol, quindi non hai perso, c'è stato l'infortunio ma non hai perso il vizio del gol. No, diciamo che speravo di rientrare bene fisicamente in primis per dare una mano alle compagne. Sono contenta di aver ritrovato 3 gol da quando sono tornata e ancora di più degli assist che sto riuscendo a collezionare, perché comunque significa che giochiamo bene, che c'è coesione e sono contenta di questo. Pochi credevano ce l'avessi fatta rientrare, diciamo così presto, segno evidente, dicevano un po' gli addetti ai lavori, che la tua testardaggine nel lavorare, nel voler rientrare ha fatto la differenza, un mese prima dicevano. Sì, un mese e mezzo, perché mi avevano dato come spacciata una stagione conclusa, perché in teoria ai tempi erano i 4 mesi e mezzo appunto. Poi invece sono riuscita a farmi dei piccoli obiettivi, a raggiungerli prima rispetto ai tempi, quindi sono contenta perché io mi ero prefissata di rientrare a 3 mesi spaccati, così è stato, quindi sono contenta. Senti, si è giocato a Liberati, è difficile giocare a Liberati, è grande, eh? Sì, c'è molta differenza con il nostro Moreno Gubbiotti, è indubbio, perché il campo è molto... Però per una come te dovrebbe essere un vantaggio, credo. A me piacciono i campi d'erba in primis, ma proprio i campi così grandi, solo che combacia con i primi caldi, quindi comunque un po' di sofferenza in più c'è. Poi siamo tutte abbastanza stanche, però molto motivate, quindi alterniamo dei momenti un po' di calo più mentale che fisico, ma poi ci riprendiamo in fretta, quindi continuiamo con questa mentalità verso San Marino. Soddisfatte, naturalmente il risultato di oggi. Il Parma, diciamo, vi ha dato una mano, il Chievo vi ha dato una mano, ha dato una mano alla Ternana Women. C'è da superare questo ostacolo di San Marino per poi avanzare, no, le proprie chance per i playoff, per la partita per arrivare insomma al secondo posto in classifica e guadagnare la promozione. Sì, sapevamo che il Chievo è una squadra molto organizzata, una gran sorpresa di questo campionato, è riuscita a tenere testa a tutte le big che stanno sopra in classifica, e noi abbiamo preparato la nostra partita, perché in primis dobbiamo fare 6 punti in queste 2 giornate, 3 sono andati, quindi ci focalizziamo per San Marino, però sicuramente c'è una spinta motivazionale ancora più grande ora che il Chievo è riuscito appunto a farci un favore, chiamiamolo così, e a far perdere punti al Parma. Senti, oggi per la prima volta forse in questa stagione c'è stato il grande pubblico. Sì, finalmente siamo state seguite, secondo me, come meritiamo sin da inizio stagione. È faticoso non avere un seguito caloroso come magari succede a Formello con la Lazio, perché non sembra, ma dà una spinta motivazionale importante, quindi oggi è stato bello perché l'atmosfera è molto diversa rispetto al nostro Moreno Gubbiotti, però è stato ancora più bello vincere l'ultima partita in casa, almeno fino a che non faremo i playoff, speriamo, quindi siamo contenti anche di questo. Complimenti, in bocca al lupo. Grazie mille. Siamo con Fabio Melillo. E allora, l'ennesima vittoria del campionato, 73 punti se non vado errato, 6 gol contro il Pavia, 6 gol che portano, diciamo, la differenza reti maggiore, forse il miglior attacco, eravate 3 gol dietro alla Lazio, mi sembra, con i 6 di oggi. Con quelli di loro ieri eravamo pari, quindi abbiamo un più 6 anche dal punto di vista della media realizzativa. Che partita è stata? Mi sembra, insomma, nonostante il caldo, nonostante la grandezza del Liberati, perché insomma non c'è paragone, credo, no, con il Moreno Gubbiotti, dove avete ottenuto sicuramente dei grandi risultati, però giocare al Liberati credo è anche un altro aspetto, no? Sì, sicuramente è uno stadio che già di suo ti dà un'idea di ampiezza completamente diversa. I ragazzi hanno interpretato benissimo, come sanno fare ogni domenica, qualsiasi situazione. Hanno gestito fin dall'inizio questo campo, questo stadio, questo calore del pubblico intorno, e fin dall'inizio abbiamo preso 2 pali e costruito azioni in serie. Poi faceva molto caldo,
metà del primo tempo abbiamo avuto un pochino di flessione, perché quando è così devi muovere tanto palla, l'obiettivo deve essere quello, non fare fatiche inutili di dribbling e di cose. Far viaggiare la palla, esatto, insomma. perché quella non suda. E il secondo tempo l'abbiamo interpretato bene, continuando su certi ritmi e ci abbiamo avuto, oltre alla soddisfazione di una vittoria larga, e noi teniamo veramente a tutto, a miglior attacco, a differenza reti, a fare sempre, a creare partita dopo partita mentalità e voglia di vincere. E in più ci è arrivata la notizia, insomma, della sconfitta del Parma, che rimette un pochino le cose a posto per quello che i valori del campionato hanno espresso. Faccio i complimenti alla Lazio, che ha vinto con merito un campionato difficile, importante, e ha trovato la Ternana soprattutto a tenergli testa, dove siamo l'unica squadra che con loro non ha perso. Abbiamo fatto 2 pareggi, ma nei 2 pareggi, se posso, la Ternana ha dato dei segnali un pochino più importanti. Poi hanno vinto loro, hanno trovato più continuità, è una squadra forte, però mi è dispiaciuto un po' non sentire i complimenti alla Ternana ieri nel momento in cui vincevi, perché bisogna sempre rendere onore all'avversario, e così come mi hanno disturbato un pochino di cose che nel nostro mondo sono brutte. Il calcio femminile è diverso, io ho sempre fatto i complimenti a qualsiasi avversario abbiamo affrontato, mi piace così perché so l'impegno che ci mettono dentro, perché so il valore di certe vittorie che noi abbiamo fatto con squadre magari di seconda fascia ma fortissime, come il Chievo stesso, che oggi l'ha dimostrato, riconoscendo i meriti al Cesena per il gran campionato che ha fatto. E invece questo voler un pochino denigrare la Ternana mi è dispiaciuto. Sentire lo staff a dirigenza Lazio parlare di Ternana e Parma che erano più forti di loro a inizio stagione vuol dire prendere un po' in giro, e io da romano in giro non mi ci faccio prendere da nessuno. Quindi solo questo mi dispiace, perché io invece penso veramente che sono grandi squadre strutturate che hanno investito tanto, e del terzetto sinceramente noi siamo quelli che stiamo lavorando di più per agganciarci a questo tipo di progettualità, perché la Ternana praticamente su questi livelli in 2 anni ha fatto delle cose incredibili, abbiamo sfiorato 200 gol, senza contare gli infortuni che hai avuto, poi di elementi anche determinanti, no, per il gioco della squadra. Non lo dice nessuno. È quella base di fortuna. Noi abbiamo perso durante l'anno giocatrici importanti, ma non mi va, perché sembra che sempre che poi stiamo a piangere su queste cose. Io ho preso atto. Quest'altro anno, se Petrara giocherà ancora da noi, voi vedrete che giocatrice è Petrara, e noi l'abbiamo avuta 3 partite. Tu la conosci benissimo, Massimino, l'anno scorso ha fatto 8 gol sul pallata ferma, certo. E tu da novembre non c'è più Massimino. Questi sono Ambrosi al Parma ha fatto 10 gol sul pallata ferma, cioè sono dati confutabili, certo. Cioè sentire sempre sminuire il gran lavoro e quello che ha dimostrato la Ternana mi dà un po' fastidio. Per il resto complimenti a tutti, bravi tutti, e speriamo di completare l'opera domenica e andare a fare questo spareggio che meritiamo. Poi, si sa con chi già? Con Napoli. Quindi eventualmente uno spareggio nella formula strana. Basti pensare solo che chiaramente il club professionista di Serie A può schierare 12 straniere e noi dobbiamo tenere in campo 15, in lista 15 italiani. Cioè partecipiamo a 2 regolamenti diversi, certo. E ci troviamo a spareggiare. Però tanto facciamo sto punto, quello che serve. Certo. Sicuramente la Lazio non regalerà niente al Parma, perché una squadra forte lo dimostra fino in fondo, quindi giochiamo su 2 tavoli e andremo a cercare di prendere i 3 punti come facciamo da 2 anni in tutta Italia ovunque. In bocca al lupo, complimenti. Grazie. Siamo con Coteca.
diciamo un po', era un incontro importante, nel senso, erano di fronte due bomber, no? Da una parte c'era Valeria Pirone con 20 reti, dall'altra c'eri te con le 15, però nessuna delle due quest'oggi è andata in rete. Sì, beh, non c'è paragone con Pirone, comunque è andata così, però vabbè, è una grandissima giocatrice. Senti, dicevo con il tuo allenatore, no? Nonostante il risultato, non era facile giocare da retrocesse. No, però sicuramente entra in campo spensierato perché non hai più niente da perdere, però è difficile trovare le motivazioni, ci si aggrappa un po' a qualsiasi cosa, però non è facile. Senti, hai avuto quell'opportunità verso la fine della partita, è stata brava Chioc o sei stata meno brava te? Non lo so, sarà stata brava lei, dai, mettiamola così. Senti, della Ternana, che mi dici? Ho detto anche prima nell'altra intervista, è una bellissima squadra, mi ha fatto una buona impressione e appunto merita di essere là in alto. No, più di quello che avete fatto oggi non si poteva. Difficile, noi ce l'abbiamo messa tutta, io sono orgogliosa anche delle mie compagne per tutta la stagione, tutto quello che abbiamo affrontato, però vabbè, è andata così. Non è facile giocare dietro, quando si è nelle ultime parti in classifica generale. No, non è facile. Al di là dei valori, voglio dire che no, si possono c'è molta anche... più pressione perché non puoi sbagliare niente, se sbagli la paghi. Comunque hai fatto 15 reti con una squadra che è retrocessa, credo che sia un bottino importante. Sì, beh, di quello sono abbastanza contenta, per il resto un po' meno, però vabbè. In bocca al lupo. Reti, grazie. Pablo Vergic, allenatore delle Pavia. Innanzitutto i complimenti, perché non è facile, credo, giocare quando si è retrocessi e giocare contro la Ternana. Credo che le sue ragazze abbiano dato dimostrazione di grande impegno. Assolutamente, come ho detto prima io solo ringrazio loro perché quello che ci danno in settimana, quello che hanno dato oggi veramente è per togliersi i capelli e ringraziare. È stato difficile però. È difficile perché noi lavoriamo non per quel risultato, se noi lavoriamo per la salvezza e non abbiamo potuto raggiungere l'obiettivo, solo questo. Però niente. Lei è subentrata a febbraio, se non vado errato, troppo tardi? Si poteva fare di meglio? Si poteva fare di più? Anch'io potevo fare di meglio, però bene. I risultati sono quelli che sono, allora già non possiamo piangere su quello che non è stato fatto, questo fatto o che è stato fatto. Noi dobbiamo già pensare a quello che viene più avanti, vedere se la società riesce a rimanere in B o partire dalla C. E lei resterà in Academy Pavia? Guarda, per un rispetto per le giocatrici e per la società ancora non abbiamo parlato fino all'ultima partita, noi siamo in questa stagione, dal lunedì 20 iniziamo a parlare. Parliamo della Ternana, una battuta anche sulla Ternana che meritatamente insomma non solo ha vinto questa partita ma ha disputato un campionato credo straordinario. Assolutamente, no? Uno squadrone dal portiere all'attacco, complimenti a loro, veramente meritano il posto che hanno, spero che settimana prossima per tutto il lavoro che hanno fatto sia loro o il Parma possano avere il premio che meritano. Grazie. Prego, prego.